ci faccio oggi con un pezzo di legno ed un fiocco rosso? Oggi ho questo perché è lo spunto per parlarvi dei nostri dolci di Natale. Sì, questo in fondo che cos'è? È il classico pezzettino e diventa il tronco, ma nel mio caso diventa il tronco di Natale. Perché? Perché oggi ormai il tronco di Natale è diventato il dolce tradizionale delle nostre festività. Però prima di arrivare ad avere sulle nostre tavole il tronco di Natale, nella tradizione quali erano i dolci che si preparavano e che si era soliti avere in occasione delle festività natalizie? Pensate che non sempre c'era l'abbondanza nelle nostre tavole e le donne di casa erano solite, pensate già dai primi giorni della Quaresima, mettere da parte qualcosa per realizzare il dolce da offrire in occasione delle festività alla propria famiglia e ai parenti che via via passavano per salutare. Pensate, dicevo, che era in uso iniziare già dai giorni della Quaresima mettere da parte 2 uova al giorno e quando c'era la richiesta di venderle, cosa succedeva? Le brave donne di famiglia vendevano la scorta di uova e si tenevano le uova fresche in modo da arrivare nei giorni sotto le festività di Natale da avere un po' di scorta e di uova e di soldini da spendere per realizzare il dolce, che diventava genericamente il dolce torta. Infatti alla richiesta dei bambini che chiedevano quali fossero gli ingredienti del dolce non si sapeva rispondere, si diceva solamente è il dolce torta, per poi passare però già dai tempi della mia infanzia, e non vi dico quanti anni fa, si passava ad avere per le festività di Natale il dolce salame, quel dolce di cioccolato a base di cioccolato e biscotti che ormai si può assaggiare tutte le domeniche del nostro anno. La tradizione però vuole che al giorno d'oggi ci sono dei dolci specifici legati al pranzo di Natale e al pranzo di Santo Stefano e uno di questi appunto è il tronco di Natale. E qua vi faccio un appunto: pensate che qui a Valgrande questo dolce che io preparo ogni anno secondo la ricetta che mi ha lasciato mia mamma si potrà assaggiare solamente il giorno di Natale. Voi avete nella vostra famiglia qualche tradizione particolare di piatti legati al giorno di Natale? Quale dolce preparavate? Se volete fare qualche chiacchiera con me, io vi invito a scriverlo qua sotto nei commenti.